In Veneto non ci sono organizzazioni mafiose, ma non vuol dire che la mafia non abbia nella nostra regione i suoi affari. È questo quanto emerge dalla 2 giorni veneziana della Commissione Antimafia presieduta dal senatore Giuseppe Pisanu. In Veneto, quanto emerge dall'ascolto di autorità giudiziarie, forze dell'ordine e prefetti, Cosa Nostra avrebbe adottato una strategia diversa. Nessuna colonizzazione territoriale come in altre regioni, ma piuttosto una delocalizzazione delle attività, incursioni pianificate in attività economiche in crisi. Fanno mafia di corsa, non sono stanziali, non colonizzano il Veneto come hanno cercato di colonizzare, stabilendo cioè le loro colonie sul territorio altre regioni del nord. Qui non trovano il terreno propizio e allora scelgono una strategia diversa. Strategia diversa forse anche per la forte resistenza del territorio, del senso di legalità, precisa Pisanu, della sua cittadinanza e delle misure messe in campo dalle autorità amministrative. Questo però non evita che imprenditori provati dalla crisi economica e finanziaria per disperazione vedano in questi signori portatori di liquidità la salvezza. Quell'imprenditore alla disperata cede. Non dimentichiamoci che il Veneto è stato funestato dall'inizio della crisi ad oggi da ben 50 suicidi. I settori facile preda sono come sempre quello dell'edilizia, del commercio, quello del ciclo dei rifiuti e del cemento. Ma i soldi glieli dà apparentemente per investire, ma in realtà per impossessarsi di pezzi d'economia qui e mangiarseli. Mafia che Padova tocca con mano con l'arrivo in città del figlio dei boss di boss, Giuseppe Salvatore Riina, per molti visto come un possibile anello di congiunzione, ma il presidente della commissione Pisanu getta acqua sul fuoco. Non vorrei che diventasse uno spauracchio spropositato per il nome che porta. Certamente può essere visto come un rischio di infezione, di certo è molto più facile isolarlo qui che altrove.